Buongiorno a tutti, oggi siamo a Palazzolo dello Stella, provincia di Udine, esattamente alla caserma Giovanni Degano. Tredicesimo battaglione di manovra. Qui è stata un'impresa entrare perché pur essendoci un sacco di ingressi, la vegetazione mi ha impedito di raggiungere la zona della caserma. Ci ho messo molto a trovare questo ingresso, ma alla fine l'ho trovato. Come sempre ho trovato un buco nel muro. Come sempre ho trovato un buco nel muro. Adesso vedremo in che condizioni è questa caserma. Vediamo il quadro elettrico, più o meno depredato. I cavi del rame vanno a ruba, una turca, qui c'è un altro ingresso, e qui c'è un bar, qui c'era un bar piccolino, qui c'era un piccolo bar. Vediamo cosa troviamo quest'oggi. Non mi aspetto onestamente niente di particolare, perché comunque la caserma è come sempre abbandonata da anni, però essendo più difficile entrarvi, magari potremmo trovare qualche sorpresina, qualcosa. Sperando che non sia un cadavere, ovviamente, scherzo, ma non si sa mai quello che si può trovare. Si può trovare tutto e niente. L'ultima visita che ho fatto ho trovato un biliardo del circolo ufficiali a Ialmicco, quindi insomma chi si aspetta di trovare un biliardo di quelli seri, di quelli belli, buche strette, con tutti i piani di ardesia perfetti, nessuno scheggiato, nessuno penso che si aspetti una cosa simile, e ovviamente neanche io. Mi hanno confermato alcuni iscritti al canale che era il biliardo del circolo ufficiali, e ovviamente che non pensavano fosse ancora lì. Questa caserma, questo edificio si trova, una volta entrati dall'ingresso principale, subito sulla destra, e onestamente non so cosa possa servire, non ho visto cartelli fino ad ora o indicazioni. Comunque adesso facciamo questi stanzini, gli ultimi che ci restano, e poi di fronte a questo edificio, vediamo se da questa finestra lì si vede, ecco, vedete quelle specie di giganteschi edifici lunghi senza pareti a terra, forse erano utilizzati per parcheggiare dei mezzi. Comunque faremo quei due capannoni che, guardando Google Maps, sembrano lunghi veramente molto, diciamo circa 100 metri l'uno, e poi non lo so dove potremo andare, cosa potremo fare, perché qui la natura è stata veramente incredibile. Ecco, sto provando a guardare da questa finestra, ma vedo i campi, quindi qui la caserma, questa è proprio sull'ingresso, questo edificio è proprio all'ingresso della caserma. Quindi adesso non dovrebbero esserci problemi, passeremo in mezzo ai rovi e andremo sulla strada asfaltata. Io ero entrato dall'altra parte dei capannoni, quindi praticamente dal dietro della caserma, ma entrando da dietro ho seguito la strada. A un certo punto la strada asfaltata si è interrotta perché c'erano 6 metri di piante. Io ho provato a penetrare in qualche modo nelle piante, ma ovviamente ho solamente messo a dura prova il mio abbigliamento.
Quindi adesso qui i rovi per fortuna sono più bassi, anzi qui praticamente fanno ridere, e quindi siamo su questi edifici. Io vi avevo detto che erano lunghi 100 metri guardando Maps, e non credo, ecco una lepre, lì in fondo una lepre, e non penso di essermi sbagliato di molto, sono veramente giganteschi. E come vedete sì, avevo ragione, perché essendo entrato attraverso i rovi non riuscivo ad orientarmi all'inizio. Quello è l'ingresso principale, Porta Carraia, eccola lì, col posto di guardia. Qui ci sono altri 2 edifici più questi 2 giganteschi. Adesso proveremo ad andare a vedere l'ingresso principale. Qui è cresciuto addirittura il bambù, bellissimo, io lo amo il bambù. Eccoci qua, qui siamo fuori dalla caserma, questo è il posto di guardia. Andiamo a vedere questo edificio, il primo che avevamo visto qui, poi lì ce n'è subito un altro. Qui ci sono dei rovi, ragazzi, che sono pazzeschi, 2-3 centimetri di diametro. Se uno ci resta attorcigliato intorno non so quanto male possa fare, ma credo veramente tanto. Qui c'è una scrivania, qui c'è una scrivania, hanno tolto i cassetti ovviamente, vecchio termosifone, sbarre alle finestre, elenco telefonico, andiamo a vedere di che anno è, 91-92, 1991-1992, una turca, un pezzo di gabbia, un'uscita sul retro con nido. Qui si esce appunto, siamo sempre il muro perimetrale di fronte alla caserma. Qui c'è un grosso quadro elettrico. Poi andremo a vedere se riusciamo a entrare anche in questo edificio qui a lato. Qui i lavandini sono intatti, incredibile, sono estasiato, raramente, c'è addirittura lo scopino nella turca. Gli edifici sembrano abbastanza sani, ovviamente c'è un po' di muffa ma non c'è umidità, anzi, come non detto, appena detto, eccola qui, questa è la prima umidità che vedo filtrare, ma d'altronde sono edifici, se l'elenco è 91-92 mi viene da pensare che la caserma abbia chiuso prima del 95, e se ha chiuso prima del 95 sono quasi 30 anni che è abbandonata, e in 30 anni i danni si accumulano, in 30 anni. Allora vediamo qui dove possiamo andare, allora proviamo a girare qui a sinistra e a vedere l'altro edificio. Poi faremo anche questi 2 edifici giganteschi, che essendo senza pareti, non so se tutti, ma essendo senza pareti, ovviamente non mi aspetto di trovarci ancora dei mezzi militari qui dentro. Un cartello di vieto d'accesso, probabilmente, e c'è lo stop, quindi probabilmente si entrava da sinistra, da di qua, e si entrava da di là, e poi si riusciva da di qua, dal viale centrale. Scusatemi se mi soffio il naso o cosa, ma questa mattina è un freddo polare, e quando dico polare vuol dire polare. Stamattina è proprio un freddo polare, il giorno più freddo che io abbia visto nelle mie escursioni. Per fortuna ho iniziato a mettere del materiale tecnico,
come la termica a pelle, e con la termica a pelle devo dire che nonostante abbia 1 centimetro di tessuto su tutta la pelle tra termica e giacca in neoprene, sto molto bene. Quando smonto dalla macchina sento un po' di freddo, perché ovviamente non sono tanti vestiti addosso, ma quando inizio a camminare basta. Iniziato a camminare, la termica fa il suo dovere alla grande. L'ho scoperta a 51 anni, anche perché quando eravamo giovani noi non esistevano proprio le termiche. Queste sono quasi sicuramente delle celle di detenzione, mi viene da pensare. Vediamo cosa c'è scritto sul cartello. Niente. Termosifoni in ghisa portati via, non tutti però. Queste sono, ecco qua, ufficio poste e viaggi, non avrei mai detto. Poi gli altri cartelli purtroppo li hanno tolti. Certo che ufficio poste e viaggi con queste sbarre mi lascia pensare, perché insomma, vabbè, comunque è l'ufficio poste e viaggi. Ho sbagliato completamente, chiedo venia. Adesso vediamo il resto dell'edificio e poi andiamo a scoprire cosa ci riserva il resto della caserma. Un estrattore, su addetto reperibilità sanitaria, sanità, consegnatario materiali. Vediamo se c'è qualche altro cartello. No, purtroppo i cartelli sono stati tutti portati via. Qui hanno sventrato il muro, mi viene da pensare, per portare via dei cavi di rame, perché sì, qui hanno sventrato letteralmente il muro per portare via il rame. Va bene, allora abbiamo fatto anche questo edificio. Cosa c'è? Ok, qui c'è una ragnatela lunga 2,5 metri. Adesso possiamo andare verso l'uscita, anche lì hanno portato via cavi o qualcosa. E adesso proviamo a seguire il senso di marcia delle auto, perché anche qui c'era uno stop, quindi presumo che se anche qui c'era uno stop si dovesse passare da questa strada che fiancheggia altri edifici. Anche qui ci sono altri edifici ancora, però c'è anche il muro di cinta lì, quindi qui la caserma finisce. Qui la caserma finisce, ci sono questi edifici fatiscenti completamente col tetto crollato. Siccome la caserma è grande, qui non mi aspetto di trovare comunque nulla, quindi saltiamo questi 2 piccoli edifici crollati e vediamo se riusciamo a entrare su questa strada, perché questa strada è quella che più avanti ho trovato ostruita entrando dal retro, e quindi ho dovuto cercare un altro buco per entrare. Ecco, questo è un edificio un po' messo meglio, qui non è crollato tutto, ma proviamo a vedere, va, visto che siamo qua, non ci costa nulla vedere anche questo. Ah, ma sono tutte stanze separate, con bagni, turche. Qui il soffitto è crollato anche qui dietro. Comunque vediamo se riusciamo ad andare in fondo e poi tornare indietro per la strada principale, quella di uscita, così possiamo vedere i 2 capannoni dalla strada centrale, anche se, ripeto, non mi aspetto di trovare niente nei capannoni, però d'altronde Google Maps dà la visione aerea degli edifici, poi
negli edifici, però bisogna entrarci. Qui ci sono altri edifici. Anche lì dietro ce n'è uno. Dai, proviamo a vedere qualcosa qui. Porta molto grossa, ma sembrerebbe aperta. Eccolo qua. Siamo entrati. E comunica con l'altro, quindi perfetto. Allora, qui vedo pezzi di una probabile cucina, anzi di una sicura cucina. Questi sono i mobili in acciaio. Poi qui c'è un passaggio, ecco la cucina con la K gigantesca. Nella cucina non è rimasto niente, però possiamo vedere i supporti per i piani di lavoro, che quelli in ferro sono rimasti, anche se ruggini. Qui diventa più interessante la cosa, perché non sembrava ci fossero tutti questi edifici comunicanti. Questo è il tetto uno dei tetti crollati, e qui c'è un'uscita sul retro che vediamo dove porta, sulla strada di prima. Quella che avevamo preso prima probabilmente è questa, che poi abbiamo detto lasciamo perdere. Quindi adesso torniamo alla cucina e giriamo a sinistra per vedere l'edificio laterale, che dovrebbe essere comunicante con questo. Eccola qui, questa è il resto della cucina, molto grande, 4 forni, è esploso un neon sotto i miei piedi, capita, vietato l'ingresso ai non autorizzati. Questa doveva essere che croce la dispensa o qualcosa di simile. E vediamo la cella frigorifera, eccola qui, una cella e una cella, no, una doppia cella. Forse questa era la cella frigorifera e questa era la cella freezer. Che bella mensola con l'impalcatura, questa è veramente bella. Questa non mi dispiacerebbe averla in garage, anche a casa, molto industrial, bellissima. È stata pitturata e praticamente non ha neanche ruggine, tranne dove sono gli attacchi dei bulloni. I piani sono in marmo, uno è rotto, gli altri due sono intatti. Questa cosa è veramente molto bella, molto bella. Va bene, e mi pare che con la cucina abbiamo finito. Quindi se questa era la cucina, ho motivo di pensare che questo lungo edificio fosse la mensa. Direi proprio di sì, questa era la mensa. Questa era la mensa. Adesso torniamo, andiamo a vedere se è l'edificio, l'ultimo che c'è alla fine del vialetto, si può visitare, perché è quello che confina con la dispensa che abbiamo visto prima. Eccola lì, però non si poteva entrare da di là. Qui c'è la cucina, però in questo edificio non ci siamo entrati perché non era comunicante. E lo vedo più lungo di dove siamo andati noi, ma comunque vedo che no, non riusciamo ad arrivarci, ma comunque sì, probabilmente non c'era niente di particolare, perché siamo sempre lì, era sempre edificio cucina, quindi non era niente di particolare. Torniamo invece sulla strada principale, nel giusto senso di marcia, e una volta arrivati sulla strada principale giriamo a sinistra per andare verso il fondo della caserma.
siamo arrivati da di là e andiamo di qua. Onestamente, visto la vegetazione, mi aspetterei di vedere qualche altro animale. È incredibile, durante queste gite urbex faccio gli incontri più strani: cervi, volpi, lepri, fagiani, cicogne. Io non sono un tipo di città, abito più o meno in campagna, però non avevo mai visto così tanti animali come da quando ho iniziato questo hobby. Allora, siamo arrivati alla fine. Alla fine, nel senso che non si passa più. Da qui non si passa più. Quindi proviamo a eludere il sentiero principale, la strada principale, passando per il verde, e qui vedo anche un sentiero un po' battuto. Sì, e qui ci conviene proprio, direi, tornare su questa strada. Ci conviene tornare qui perché la vegetazione è veramente molto invasiva. Sperando che non ci arrivi un lampione in testa. Eccoci qua. Eccoci qua. Adesso vediamo anche questo edificio che abbiamo davanti a noi. Scusatemi che mi fermo un attimo a sistemarmi perché questi rovi mi stanno distruggendo. Questa mi dà l'idea di essere un'officina, infatti ormai queste cose le ho imparate. Questa è un'officina perché lì ci sono le rampe per tirare sui mezzi in modo da avere il tunnel centrale per controllarli e ripararli. E ce ne sono anche qui dentro. Ecco qui l'officina, e devo dire una bellissima officina, tra l'altro, veramente un'officina molto bella. E qui a toccare i neon non ci sono neanche ancora arrivati. E qui cosa c'è? C'è un altro edificio, ma sì, una stanza, ma non c'è niente dentro. Vetri. Allora, vediamo. Da fuori onestamente avevo preso paura per questa caserma perché sembrava enorme. Ho percorso quasi 500 metri di muro esterno prima di trovare l'ingresso. Però poi alla fine dentro c'è tanta area verde ed edifici diroccati dove non si entra. Allora, prima di tornare indietro per la strada centrale che sta in mezzo ai due capannoni, andiamo a vedere questi edifici cosa sono, perché io ero rimasto imbottigliato lì in fondo alla fine di questi edifici. A destra continua la strada, ma lì ci sono 6 metri di vegetazione, una cosa tipo questa, anche più alta, e quindi non si passa più. E infatti io sono rimasto imbottigliato e così come ero entrato sono dovuto uscire. Ho il vago sospetto che i soffitti, i tetti di questi edifici siano in qualche materiale tipo Eternit o cosa simile. Ho questo sospetto. Vabbè, da qui si entra, facciamone uno di questi edifici, probabilmente saranno tutti uguali, quindi fatto uno, fatti tutti. Fatto uno, fatti tutti. Qui ci sono addirittura le saracinesche, sono edifici in plastica, quindi sono edifici più moderni. Comunque dalle piastrelle classiche che vedi in tutte le caserme, rosse, bordeaux, piccoline, tipo 15x5. A occhio e croce deve essere anni 70 questa palazzina,
70 o 80 massimo, a meno che non sia stata ristrutturata ovviamente. Ecco, siamo arrivati al muro di cinta che dà sui campi. Qui siamo proprio, la strada che ho fatto in macchina è lì in fondo e fiancheggia il muro che c'è lì in fondo, mentre qui dà sui campi. Qui è tutto rotto, tra l'altro, da qui si entrava comodamente e io dovevo passare attraverso questo che vedete voi qui davanti per arrivare qui dal retro, quindi ovviamente dal retro ho dovuto cercare un altro ingresso e per fortuna l'ho trovato. Bene, adesso andiamo fino al muro in fondo a questa strada e poi fiancheggiamo gli due edifici centrali, poi abbiamo finito. Durante questo tragitto io vi ricordo, perché è giusto farlo, vi ricordo le regole dell'Urbex, ovvero chi fa gite in luoghi abbandonati l'unica cosa che può portare via sono immagini. La regola dice immagini, io porto via filmati, ma alla fine è la stessa cosa. Io preferisco fare filmati che foto. Non si deve mai scavalcare, mai forzare un ingresso e mai e poi mai rompere quello che si trova all'interno e neanche portarlo via. Vi dirò che questa regola ultima, non portare via nulla da dove si entra, è molto difficile, nel senso che se uno di noi trovasse qui dentro un elmetto, un oggetto militare conservato bene, sarebbe difficile dire ma no, lo lascio qui perché è vietato portarlo via, perché alla fine, voglio dire, la carne è debole e se trovi un bell'oggetto ti viene da portarlo via. A me, ripeto, è capitato solo una volta in oltre 60 caserme di trovare un oggetto che vi dico ho portato a casa, una latta di olio americana del 1983 o 85, ammaccata, ruggine, vuota, dove c'era olio motore probabilmente, oppure olio per lubrificare, perché l'ho trovata in una base NATO e quella me la sono portata a casa. È l'unica cosa che ho portato via e l'ho anche restaurata e in futuro pensavo tra l'altro di donarla a un museo, visto che l'ho restaurata e ho bloccato la ruggine. Comunque questo era l'ultimo edificio che dovevamo vedere. Adesso andiamo nella strada principale, nella strada principale. Allora io qui onestamente penso che questi edifici, che sono, io ho detto lunghi circa 100 metri, ma penso di essermi sbagliato, secondo me sono anche 150 metri. Guardate che roba, giganteschi. Io non posso che pensare che qui ci fossero o merci stipate, però essendo aperto dovevano essere merci, sì, che non potevano arrugginire o cosa, oppure c'erano dei mezzi di trasporto, c'erano dei veicoli militari. Ovviamente, come sempre, chiedo a chi ha prestato servizio in questa caserma, che vedrà il video, se può nei commenti su Facebook o meglio sul mio canale YouTube scrivere qualche informazione rispetto a questi edifici, perché ripeto, io non sono un tuttologo come quelli che ci sono su Facebook che sanno tutto di tutto. Io trovo la caserma tramite il nome, la cerco su Maps, quando la mappa mi ci reco trovo 4 informazioni in croce spesso in internet e poi le informazioni me le date voi iscritti al canale o voi che dovete ancora iscrivervi al canale. E con questa cosa vi invito a mettere mi piace al video e a iscrivermi al mio canale YouTube. Ultimamente siete in tanti che mi fate i complimenti, veramente tanti, sia sul canale, sia in privato su Messenger, sia su Facebook.
e questo per me è motivo di orgoglio, perché alla fine questi miei video non sono fini solo a se stessi, se risvegliano in voi i ricordi di 30, 40 anni fa, 50 anni fa, risvegliano in voi i ricordi della naia che noi abbiamo fatto tutti e che circa 20 anni fa si è fermata, portando all'abbandono di queste caserme. E quindi con questa caserma abbandonata, signore e signori, abbiamo terminato questa visita. Spero che vi sia piaciuta, vi auguro una buona giornata.